Morire con la testa incastrata in un sacchetto della Caritas. È successo a Mestre, a un operaio moldavo. Era rimasto incastrato appunto mentre cercava vestiti nel cassonetto. È stato identificato dalla polizia, lavorava per la Fincantieri, aveva meno di 30 anni ed era un cittadino moldavo residente a Mestre. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 18 maggio 2022. La prima notizia del giorno riguarda un caso di cronaca, un caso che racconta una storia di marginalità, di periferie e in qualche modo di povertà, nonostante la vittima in questo caso non sia un senza tetto o una persona senza lavoro. Le indagini, leggiamo sul Gazzettino di oggi, cercheranno adesso di capire come mai l'operaio di origine moldava della Fincantieri abbia provato a prendere dei vestiti dal raccoglitore della Caritas. Riguardo alla dinamica, gli investigatori ritengono che l'uomo si sia autonomamente infilato con la testa all'interno del cassonetto e confidano di ottenere riscontri dal video, nonostante le immagini non risultino per ora particolarmente chiare e nitide. Non vi è alcuna ipotesi di reato perché tutto porta a credere che il giovane abbia fatto tutto da solo e per questo non ci sono indagati. Il filmato, leggiamo sempre sul Gazzettino, mostra l'uomo guardarsi un po' intorno con in mano una pila, prova a entrare una prima volta, poi torna indietro, scruta anche gli altri cassonetti, alla fine riesce a infilarsi con la testa nel box dei vestiti. È successo venerdì notte in via Spalti a Mestre, è rimasto schiacciato l'uomo all'interno del cassonetto della Caritas per la raccolta dei vestiti usati. L'allarme dato da un passante, sul posto arrivano una volante della polizia, i vigili del fuoco e l'ambulanza del SUEM, i pompieri usano le cesoie per aprire il cassonetto, ma è troppo tardi. La seconda notizia di oggi riguarda invece la pagina della sanità, ormai un appuntamento fisso su Sveglia Veneto. Sanità d'emergenza, sì alla riforma, leggiamo sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi. Si tratta degli specializzandi del primo anno che andranno in pronto soccorso e invece i neolaureati in medicina generale saranno in ambulatorio. Arriva l'ok del Consiglio regionale per quelli che la stampa chiama i dottorini, quindi i medici che stanno studiando nella scuola di formazione per la medicina generale, sono già laureati in medicina naturalmente e potranno avere assegnati fino a 1000 o 1200 assistiti. Medici in trincea senza tutor, questa le dichiarazioni dell'opposizione che naturalmente non ci sta, e anche i camici bianchi protestano: bocciate tutte le nostre richieste a scapito della sicurezza di malati e operatori. Queste le dichiarazioni delle organizzazioni sindacali dei medici ospedalieri e dei medici di base. Sul Gazzettino via libera all'impiego dei dottorini, ecco qui è utilizzato questo termine, si tratta naturalmente di medici laureati che stanno svolgendo poi la specializzazione o comunque la formazione in medicina generale. Respinte le modifiche dell'opposizione, Villanova, il capogruppo della Lega, dice finito il tempo dei ricatti del PD, ribatte Possamai del Partito Democratico, ignorate le richieste dei cittadini. Il tema appunto riguarda la carenza gravissima da un lato di medici di base e dall'altro invece nelle strutture dei pronto soccorso, due carenze alle quali la giunta Zaia cerca di mettere una toppa. Nel primo caso con un provvedimento già di qualche mese fa che ha aumentato da 1500 a 1800 gli assistiti, il tetto, la soglia massima di assistiti per ciascun medico di base, e ora un emendamento che aumenta da 600 a 1000 o 1200 gli assistiti invece per gli specializzandi in medicina generale. E poi invece sul fronte del pronto soccorso è stata aumentata la quota per le prestazioni aggiuntive dei medici ospedalieri già dipendenti, che verranno pagate 100 euro lordi l'ora al posto dei 60 euro attuali.
Inoltre gli specializzandi già dal primo anno potranno lavorare nei servizi di urgenza ed emergenza con contratti libero professionali o di collaborazione continuata e continuativa. Ricordiamo che attualmente dei 24 pronto soccorso della Regione Veneto, 18 sono di fatto esternalizzati, ovvero affidati in appalto a cooperative. Una crisi, quella della medicina d'urgenza, dalla quale non sembra esserci via d'uscita. Nel frattempo a Padova una buona notizia: affidamento da 2,2 milioni di euro per la progettazione del nuovo ospedale, quindi inizia ufficialmente il countdown per il nuovo ospedale di Padova. È stata firmata ieri dal direttore generale dell'azienda ospedaliera la delibera per l'assegnazione del progetto di fattibilità tecnico-economica con il gruppo vincitore della gara d'appalto. La notizia sempre sul Gazzettino di oggi. Questo per quanto riguarda la sanità. Voltiamo pagina e parliamo invece di calo demografico. Già ieri un'inchiesta del Corriere del Veneto sulla demografia in rapporto all'istruzione, quindi il calo degli iscritti nelle scuole del Veneto. Oggi un'intervista, una paginata dedicata a un'intervista al demografo Giampiero Della Zuanna, professore ordinario al Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, che dichiara: in 10 anni serviranno 50.000 migranti. Chi ha un lavoro precario sceglie di non avere figli. Questa è l'ultima generazione che accudirà gli anziani, dice Dalla Zuanna, esperto in demografia, è stato anche senatore della Repubblica tra il 2013 e il 2018, ha militato prima in Scelta Civica e ora invece nel Partito Democratico. È autore di una serie di volumi divulgativi oltre che scientifici che scandagliano le mutazioni in atto anche in Veneto. Leggiamo sul Corriere del Veneto appunto: spariscono le coppie, dice Dalla Zuanna, il numero delle coppie conviventi si è fortemente ridotto negli ultimi anni, quindi il calo demografico. C'è una tabella con la natalità e la mortalità in Veneto, l'andamento dal 2002 al 2020, si vedono le nascite crollare a partire dal stabili, diciamo, fino al 2008, anzi con una lieve crescita, e poi il crollo a partire dal 2009. I decessi invece in costante crescita, con un picco poi a partire dal 2020, l'anno del Covid. Ancora un'altra notizia è il sondaggio dell'Osservatorio Nord-Est sul Gazzettino di oggi. Le analisi di Demos, radio e giornali, le fonti delle notizie più sicure tra virgolette. Aumenta la fiducia dei nordestini nei quotidiani, scelti però solo dall'11%, mentre 4 su 10, quindi il 40%, puntano su televisione e internet. Soprattutto i laureati si informano sul web. Quindi vediamo questo sondaggio rapidamente sulla fiducia nell'informazione. In generale, lei quanto si fida dell'informazione? La prima domanda, quindi dei giornali, si fida il 48%, nel 98 era il 43%, quindi fiducia in crescita nei confronti dei giornali. Tendenza contraria invece per la televisione: nel 98 il 51% si fidava della televisione, oggi il 45%. Su internet non c'è un confronto con il 98, è il 41% di intervistati a fidarsi delle informazioni su internet e il 51%, quindi la percentuale più elevata, si fida della radio. La scelta dei mezzi di informazione, quindi cosa viene utilizzato principalmente: vince ancora la TV con il 39%, segue a ruota internet con il 38%, poi i giornali l'11%, la radio il 9%. Le scelte delle generazioni, quindi i valori percentuali in base alla classe d'età, sono molto interessanti. Succede un po' quello che ci aspettiamo naturalmente, e cioè che la televisione è poco vista dai giovani e poi mano a mano che cresce l'età cresce l'utilizzo della TV per informarsi. Dinamica contraria invece per internet: il 77% dei giovanissimi usa internet per informarsi, invece sopra gli over 65 solo il 7% usa internet. I giornali sono poco letti fino ai 65 anni d'età, poi c'è un 22% degli over 65 che legge ancora i giornali, e da un punto di vista dell'orientamento politico invece si nota ad esempio che per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle
la preferenza è internet come mezzo di informazione, il Partito Democratico sceglie invece la TV, Forza Italia si divide fra TV e internet, la Lega sceglie invece la TV, Fratelli Italia lo stesso, la TV, altri partiti invece vanno su internet. Il partito che legge di più i giornali è il Partito Democratico, che è anche quello che ascolta di più la radio. L'ultima notizia di oggi invece arriva da Venezia. Ieri era il 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, ed è stata una ricorrenza che il liceo classico e linguistico Scipione Maffei di Verona, attenzione non Venezia, ha celebrato appunto questa ricorrenza ospitando sul proprio sito web il messaggio del presidente Sergio Mattarella, ma soprattutto approvando la carriera alias, quindi la possibilità per gli studenti e le studentesse in transizione di genere di utilizzare il proprio nome elettivo, diverso quindi da quello che risulta all'anagrafe. Quindi a scuola si può cambiare nome, nel liceo il registro alias, la scuola appunto di Verona, il liceo classico e linguistico Scipione Maffei si aggiunge quindi alla lista delle scuole che in regione hanno già approvato la carriera alias. Una possibilità molto importante per gli studenti in transizione, che possono così utilizzare il proprio nome elettivo. Il preside dichiara nessuna scelta ideologica. Tutto è nato da un riscontro della realtà, non certo da una scelta ideologica astratta. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.